Ciao a tutti, mi trovo a Isili, in questo meraviglioso negozietto, che però considero un po' anche di Esterzili, perché metà del negozio è Boy. Lui è un mio mezzo paesano, perché il babbo era di Esterzili. Lei, Daniela, bellissima, figlia di una mia specialissima collega, che adesso non c'è più, ma io me la ricordo sempre, la porto nel cuore, Rosaria. Volete sapere che cosa si può comprare qui, oltre al caffè? Allora io... Benica di conto. Questa che vi sto mostrando è la deliziosa vetrina del negozio. Tanti decori natalizi e tantissimi regali, tutti di molto buon gusto. Ci sono anche degli elementi datati, storici, come questo comodino che racconta di un tempo lontano, dove sorseggiare un caffè è anche un lusso, un privilegio, e comunque un momento speciale. Tantissimi oggetti, tutti dalle tonalità molto calde, piacevoli, gradevoli, un angolino bucolico che seppur artificiale ti porta indietro in un tempo lontano e allo stesso tempo ti fa venire la voglia di comprare tutto. Guardate che grazioso questo scoiattolino, oppure queste tazze, questo gnommino, questo elfo e il riccio con la sciarpetta, i funghetti, il cagnolino, i fiocchetti, c'è veramente di tutto e di più. E anche al suo interno ci sono tantissimi bellissimi oggetti, ci sono le macchine del caffè, le cialde di tutti i tipi, il segnalibro, le calamite, guardate come sono carine queste casette, questi cuoricini e ancora questi altri oggettini che lei ha sistemato, che Daniela ha sistemato su dei tavolini con dei centrini quadrettati. E questa credenza, ne vogliamo parlare? È il pezzo forte del negozio. E poi ci sono piccoli scaffaletti, tazze di ogni tipo, romantiche, che ricordano lo stile inglese. Veramente di tutto e di più. Oltre al fatto che potete trovare cialde per diversi tipi di macchine del caffè e di diversi gusti, ci sono anche ginseng, nocciolino, caffè al gianduia, la sambuca, insomma, veniteci. Troverete sicuramente qualcosa che fa per voi, per accontentare i vostri amici e parenti. Non fatevelo raccontare da altri. Bello, vero il negozietto? Allora che aspettate? Veniteci anche voi. Ciao e a Sibilisanos!